Benvenuti, oggi vi parlo di una donna bandito sarda. Lei era Lucia Delittala Tedde, nasce a Nulvi nel 29 maggio da una famiglia nobile. Già da bambina era forte e coraggiosa, ma anche dagli scherzi abbastanza crudeli. Questo perché cresce tra spade e duelli. Cresce perciò come una giovane ribelle e cavalca come un uomo ed è brava con tutti i tipi di armi. Comanda gli uomini e viene rispettata come una regina. Combatte contro i piemontesi e pare che usasse delle maschere per nascondere la sua identità. Figura femminile del Settecento, così forte e coraggiosa da avere la leadership del banditismo locale. Pensate che si narra che si facesse crescere i baffi come segno di virilità. Diventa per quegli anni una leggenda in Gallura, ma anche in tutta la Sardegna. Finisco con: intanto vi ringrazio per tutti quelli che mi stanno seguendo. Spero che questi racconti vi piacciono e vi appassionino. Nei prossimi contenuti ci saranno altre storie su donne sarde che hanno lasciato un segno nell'isola e, come dico sempre, questa è la Sardegna che ancora non conosci. Vi aspetto, ciao e alla prossima!